Maxi sequestro ieri di cocaina per oltre 5 tonnellate, 20 le persone fermate, l'operazione eseguita dalla Guardia di Finanza su disposizione della DDA di Palermo, la nave sequestrata è stata portata a Porto Empedocle. Continuano i controlli dei carabinieri del NAS, accertate numerose violazioni nel settore alimentare e sanitario, le verifiche continueranno per tutta l'estate. Protestano i sindaci della nostra provincia, proposto anche un sit-in davanti agli ospedali agrigentini per le precarie condizioni delle strutture pubbliche ospedaliere. Sbloccati i pagamenti della Regione per oltre 1,5 miliardi e dato il via libera ai dipartimenti ad effettuare le liquidazioni. Il sindaco smorse i toni sulle polemiche fatte per la futura creazione della fondazione che gestirà l'evento di Agrigento, capitale della cultura. Forti preoccupazioni espresse dai sindacati per la gestione della TUA, che gestisce il trasporto pubblico. Il Comune non ha ancora predisposto alcun bando di evidenza pubblica per indire la futura gara, considerando che la convenzione scadrà il prossimo 31 luglio. Indetto dalla strada agli scrittori di Agrigento il premio al giornalista Purgatori, recentemente scomparso. A Favara al via la quinta edizione della Festa delle Eccellenze dedicata agli immigrati, tutto pronto per il premio Russiello che si terrà domani a Realmonte. L'agrigentina Giusy Parolino vince la medaglia d'oro ai campionati siciliani di atletica leggera. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Un maxi sequestro di droga ha interessato la nostra costa, 20 le persone fermate, la droga era caricata dalla nave madre, oltre 5 le tonnellate di cocaina, la Ferdinando di Aragona era del compartimento di Palermo, l'operazione fatta dalla Guardia di Finanza su disposizione della DDA di Palermo, la nave batteva bandiera di Palau, il peschereccio è stato condotto nel porto di Porto Empedocle, il servizio. Un maxi sequestro di cocaina si è registrato nel nostro mar Mediterraneo, a 2 passi da Porto Empedocle, 20 persone fermate, la droga è stata scaricata in mare dalla nave madre. Sono 5 infatti i componenti dell'equipaggio del peschereccio Ferdinando d'Aragona, del compartimento marittimo di Reggio Calabria, fermato dalla Guardia di Finanza con un carico di 5,3 tonnellate di cocaina, uno dei più grossi che si è registrato fino ad ora, sottoposti a fermo dalla DDA di Palermo. A loro si aggiungono anche 15 componenti dell'equipaggio della nave madre battente bandiera della Repubblica di Palau. Le persone già fermate a Porto Empedocle sono Vincenzo Catalano di 35 anni di Bagnara Calabra in provincia di Reggio Calabria, comandante del motopeschereccio, Kamel Tamuli, tunisino, 53 anni, residente a Tricase in provincia di Lecce, un altro tunisino, Sami Meri, di 48 anni, residente a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, Yanis Malik Bargas, francese, di 19 anni, un altro albanese di 35 anni, che da Porto Empedocle sono stati trasferiti nel carcere di Pagliarelli di Palermo. L'equipaggio del mercantile era composto da 15 persone di nazionalità ucraina, turca e azera ed è stato scortato da mezzi navali della Guardia di Finanza fino al porto di Palermo. Il carico valeva 850 milioni di euro, il sequestro più ingente mai eseguito in Italia. Martedì sera un ATR-72 del Comando Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle, in servizio di ricognizione nel Canale di Sicilia, impiegato da alcuni giorni nel monitoraggio di una nave mercantile che batteva bandiera di Palau, aveva registrato il suo avvicinamento. Un motopeschereccio era partito dalle coste calabresi. È stato accertato di notte che la nave madre stazionava ai limiti delle acque territoriali dove aspettava il peschereccio, verosimilmente per un trasbordo illegale della droga. In particolare nelle prime ore di mercoledì 19 sono state notate delle anomale operazioni di accumulo di numerosi pacchi ponte della nave madre che venivano successivamente scaricati in mare con l'avvicinarsi del peschereccio italiano, che nel frattempo aveva disattivato il sistema di localizzazione AIS per le operazioni di recupero del carico gettato nel Canale di Sicilia. È stato quindi subito sottoposto a fermo il peschereccio che stava facendo rientro verso le acque territoriali.
a bordo del quale, nascosto dietro una pannellatura che celava un ampio locale, è stato trovato un enorme quantitativo di stupefacente. Immediatamente dopo le unità navali si sono lanciate all'inseguimento del mercantile, che nel frattempo stava cercando senza successo di riprendere il largo in direzione della Turchia. Le oltre 5,3 tonnellate di cocaina erano destinate a rifornire l'intero mercato nazionale. E sull'operazione antidroga è intervenuto il presidente della regione Renato Schifani, grazie alla GDDA di Palermo e ai militari della Guardia di Finanza per l'importante risultato ottenuto nella lotta al narcotraffico, per l'eccezionale sequestro di oltre 5 tonnellate di droga avvenuto nei pressi della costa agrigentina, che avrebbe fruttato circa 850 milioni di euro agli spacciatori. Continuano i controlli sulle isole. A partire dall'inizio di giugno 2023 i carabinieri del NAS di Palermo hanno incrementato i servizi di vigilanza e repressione delle violazioni nel settore alimentare e sanitario, con la collaborazione dei comandi territoriali dell'Arma di Agrigento, Trapani e Palermo, intensificando le attività di controllo gli interventi allo scopo di prevenire e reprimere le condotte illecite e vigilare sul rispetto delle normative a tutela della salute dei cittadini. A partire dall'inizio del mese di giugno 2023 i carabinieri del NAS di Palermo hanno incrementato i servizi di vigilanza e repressione delle violazioni nel settore alimentare e sanitario, con la collaborazione dei comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento, Trapani e Palermo, intensificando le varie attività di controllo, gli interventi allo scopo di prevenire e reprimere le condotte illecite e vigilare sul rispetto delle normative a tutela della salute dei cittadini. In particolare, in considerazione del grande afflusso di turisti, sono state intensificate le attività ispettive presso le isole militari del NAS, particolarmente attive su Favignana, Pantelleria e Lampedusa. A conclusione delle attività ispettive eseguite nella zona dell'Agrigentino, sono stati controllati, con il supporto della locale stazione dei Carabinieri, strutture ricettive, bar, esercizi di ristorazione, fisse che ambulanti, riscontrate 20 violazioni amministrative, combinate sanzioni per oltre 40.000 euro, segnalando 17 persone alle competenti autorità amministrative e sanitarie. A seguito delle sopradette ispezioni sono stati altresì posti sotto sequestro alimenti per circa 337 kg, di cui 315 di prodotti ittici, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Per le infrazioni maggiormente riscontrate si annoverano l'inosservanza delle norme attinenti alla tracciabilità dei prodotti, gli ingredienti indispensabili per garantire la sicurezza della filiera alimentare, l'assenza di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, carenze igienico-sanitarie nelle varie strutture dei locali, l'assenza o il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, inadeguatezze dei requisiti e delle procedure basate sui principi del sistema HACCP, la violazione alle normative circa l'esercizio del vicinato. Le attività ispettive proseguiranno durante tutto l'intero periodo estivo. Sanità. Protestano i sindaci dell'Agrigentino per le precarie condizioni della nostra sanità. Ha proposto anche un sit-in dei primi cittadini davanti alle strutture ospedaliere dell'Agrigentino. La lettera, scritta dal sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, ha trovato il sostegno dei sindaci della nostra provincia e il servizio. Sulla sanità ad Agrigento i sindaci della provincia prendono una netta posizione, sit-in in fascia tricolore in tutti gli ospedali. Inviata una lettera al governo regionale e a quello nazionale, si chiedono risposte effettive per affrontare l'emergenza attraversata dal territorio agrigentino. Come sindaci rivendichiamo il ruolo di massima autorità sanitaria, questo l'inizio di una lettera inviata su iniziativa del sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, e sottoscritte da decine di sindaci della provincia, al presidente della regione siciliana, all'assessore alla salute della regione siciliana, al commissario straordinario dell'ASP di Agrigento Zappia, al governo nazionale. A firmare il documento sono gli amministratori di Naro, Agrigento, Alessandria della Rocca, Comitini, Buggio, Cammarata, Sambuca di Sicilia, Camastra, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina,
Grotte, Canicattì, Realmonte, Palma di Montechiaro, Raffadali, Siculiana, Santa Elisabetta, Caltabellotta, Favara, Ribera, Montevago, Cattolica Eraclea, Calamonaci, Luccasicola, Montallegro, Menfi, Comitini, Burgio, Cammarata, Sambuca di Sicilia, Campobello di Licata, Ioppolo, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Sant'Angelo Muxaro, Favara, Ribera, Montevago. Un testo che ha origine come immaginabile da quanto sta accadendo nella sanità pubblica agrigentina, una situazione, dicono i sindaci, senza precedenti rispetto alle quali non vi sarebbe al momento alcun concreto progetto di superamento. Ai medici, agli operatori deve andare non solo la nostra solidarietà, ma anche qualcosa di più concreto. Noi sindaci abbiamo un dovere in più di quanto rappresentanti delle comunità che ci hanno eletto, dicono, non ci servono spiegazioni. Non ci servono rassicurazioni, servono solo medici, infermieri e personale che possa lavorare con contratti stabiliti, con turni umani, con reparti dotati di uomini e mezzi. Solo così è possibile consegnare ai cittadini che pagano le tasse una sanità non precaria ma sicura e pubblica. Rispetto alle dibattute dimissioni del primario del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio Sergio Vaccaro, i primi cittadini agrigentini precisano che questa vicenda non può essere derubricata a un mero fatto personale e locale, ma va preso come il segnale di un malessere grave che ha evidentemente ripercussioni sulla vita di ogni giorno dei cittadini, con reparti salvavita senza la possibilità di una vera e corretta turnazione, che è un sovraccarico di lavoro estenuanti. Per questo i sindaci rivendicano il ruolo delle voci delle comunità locali e annunciano l'organizzazione di manifestazioni sit-in con la fascia tricolore nella hall del San Giovanni di Dio, al Barone Lombardo di Canicattì, al San Giacomo Paltopasso di Licata e al Giovanni Paolo II di Ribera, per presentare un documento manifesto che sia la sintesi degli interessi dei territori, con precise richieste verso la politica regionale, la governance locale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il governo regionale, dicono infine, venga ad Agrigento per fornire proposte e risposte certe ai nostri territori. Saremo la voce dei nostri cittadini malati che urlano di dolore, dei nostri medici lasciati soli a gestire interi reparti. Criptovalute. La Polizia di Stato di Catania, su disposizione della Procura, ha effettuato un sequestro preventivo inerente a un deposito di criptovalute, riuscendo a individuare i responsabili della frode realizzata con il sistema del falso trading online. L'indagine è stata avviata grazie a una denuncia di un cittadino vittima di una truffa di circa 87.000 euro compiuti online su una piattaforma di investimenti trading online. La Polizia di Stato di Catania, su disposizione della Procura distrettuale, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale catanese inerente a un deposito di criptovalute, riuscendo a individuare i responsabili di una frode realizzata con il noto fenomeno del falso trading online. È uno tra i primi sequestri effettuati in Italia di monete virtuali, eseguito dai poliziotti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Sicilia Orientale, e rappresenta un importante passo avanti per il contrasto dei crimini finanziari online, i cui autori spesso utilizzano questo tipo di moneta per evitare di essere identificati. L'indagine è stata avviata dalla denuncia di un cittadino catanese vittima di una truffa per complessivi euro 87.000 compiuta mediante investimenti online su una falsa piattaforma di investimenti, meglio conosciuta come trading. Il denunciante era stato invitato telefonicamente da un sedicente operatore, denominato trader, e investitore online, seguendo i consigli di un professionista, convinto dalla possibilità di facili guadagni. Dopo aver versato la prima tranche, iniziava a visualizzare sulla falsa piattaforma ingenti profitti per capitalizzare i quali tuttavia avrebbe dovuto integrare con altro denaro, ovviamente. Indotto in una sorta di circolo vizioso, la vittima aveva così iniziato a investire ulteriori somme fino a raggiungere un considerevole importo, salvo comprendere alla fine di essere stato raggirato. Complesse e sofisticate sono state le indagini condotte dal personale della Polizia Postale, che hanno consentito di ricostruire la catena dei blocchi, denominata blockchain, e individuare così il conto deposito di criptovalute, dove
si trovano i proventi illeciti, identificando gli autori in un cittadino della Macedonia ed un albanese. Di particolare difficoltà sono rilevate altresì le procedure per eseguire il sequestro delle criptovalute depositate in una società finanziaria ubicata all'estero. Bilancio: via libera ai pagamenti per liquidare le somme dovute fino al 2022 per oltre 1,5 miliardi di euro. Schifani e Falcone: Regione mantiene gli impegni e genera fiducia al servizio. La Regione sblocca finalmente i pagamenti dopo mesi di attesa e di sofferenza per le tante aziende che aspettano ancora di essere liquidati e poter così far fronte alle esigenze che il lavoro impone, anche se solo per l'anno 2022. Nonostante siamo a luglio del 2023, nel frattempo sono maturati ancora crediti verso i cittadini e le aziende. L'assessore all'economia Falcone afferma che ha dato via libera ai dipartimenti per liquidare i pagamenti fino a tutto il 2022. A seguito della definizione infatti del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre del 2022, i titolari della gestione della spesa della Regione, dipartimenti e non solo, possono così procedere all'emissione dei mandati di pagamento di propria competenza, con l'urgenza del caso derivante dal momento socio-economico che stiamo vivendo. Questo quanto ha affermato l'assessore all'economia Falcone a seguito dell'invio di una nota firmata anche dal ragioniere generale Ignazio Tozzo, indirizzata ai dipartimenti regionali e agli uffici equiparati. La comunicazione segue l'approvazione del riaccertamento dei residui avvenuta lunedì scorso da parte della giunta del governatore Schifani per una mole di spesa complessiva di circa 1,5 miliardi di euro. Stiamo dando un deciso impulso alla spesa, ha affermato il presidente Schifani, per avere sempre più le carte in regola, mantenere gli impegni e contribuire a migliorare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Confidiamo, conclude Falcone, che i dipartimenti possano raggiungere così entro i prossimi 15 giorni l'obiettivo di liquidare i pagamenti pendenti per almeno 1 miliardo. Il sindaco di Agrigento smorza le polemiche su Agrigento Capitale della Cultura, sulla creazione della fondazione, anche tenendo conto della lettera riservata che il presidente del consorzio universitario Mangiacavallo aveva scritto riservatamente al sindaco. Dopo la nomina di Agrigento Capitale della Cultura tutto si era fermato, tante le critiche che erano state arrivate anche da espressioni della società civile della città e da rappresentanti del Consiglio Comunale di Agrigento e il servizio. Smorza le polemiche su Agrigento Capitale della Cultura, sulla creazione della fondazione, anche tenendo conto della lettera riservata che il presidente del consorzio universitario Mangiacavallo aveva scritto riservatamente al sindaco. Dopo la nomina di Agrigento Capitale della Cultura si era fermato tutto, il nulla insomma. Tante le critiche che erano arrivate da varie espressioni della società civile della città e anche da rappresentanti del Consiglio Comunale. Assolutamente non c'è nessun problema, l'unico problema è quello burocratico, perché i tecnici, i principali attori, che sono i dirigenti, il segretario comunale, i revisori dei conti, il notaio, stanno lavorando giustamente in maniera forte affinché non ci sia nessuna falla che possa un giorno far fallire questa meravigliosa iniziativa. Sono soltanto tempi burocratici, non c'è assolutamente nessuna polemica, principalmente sulla governance, non c'entra niente assolutamente. Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 non è un dramma? Ma non è un dramma, il 31 marzo del 2023 abbiamo raggiunto questa opportunità. Naturalmente, ripeto, se non si completano tutti i passaggi burocratici, non si può continuare a lavorare come si lavorava prima per raggiungere questo obiettivo. Adesso la seconda tappa è quella di iniziare a lavorare sui progetti, ma avere però un attestato, cioè quello di far nascere la fondazione. Nascendo la fondazione già abbiamo individuato i gruppi di lavoro, già ho individuato i vari componenti del CDA. Penso che a brevissimo partiremo alla grande. Voi avete visto che anche, nonostante tutto, io sto girando l'Italia perché sono invitato o vengo a volte coinvolto in delle iniziative delle capitali italiane della cultura già passate, quelle attuali e quelle future, tra cui anche noi, Pesaro e noi. Questo perché? Perché il lavoro non è mai finito. Dal 31 marzo del 2023 il lavoro
è sempre andata avanti, magari in silenzio, come mia abitudine fare, non fare dei proclami, non è il mio costume, ma il lavoro è sempre andato avanti. Finendo i passaggi burocratici si può magari ufficializzare quello che magari la cittadinanza aspetta. Lei vorrebbe prolungare anche gli anni di permanenza della fondazione, portarli a 10 anni? Sì, io voglio prolungarli se anche a livello del governo nazionale e regionale mi si dà la possibilità. Io voglio lasciare questa realtà ad Agrigento, questa istituzione Agrigento. Agrigento già è capitale della cultura, non deve essere capitale della cultura soltanto un anno, il 2025. Agrigento deve essere per sempre capitale della cultura e questo lo voglio lasciare ai miei posteri. Critiche vengono espresse dai sindacalisti della FILT CGIL e della FAISA CISAL di Agrigento. Denunciamo l'inezia da parte del Comune di Agrigento nella gestione del trasporto pubblico locale. Esprimiamo una profonda preoccupazione perché sebbene il contratto con l'attuale soggetto titolare del servizio scadrà il prossimo 31 luglio, dopo un anno di proroga e nonostante l'obbligo normativo già noto al Comune di Agrigento di procedere a indire una gara ad evidenza pubblica per il trasporto pubblico locale, nessun bando è stato ancora nemmeno definito né tantomeno pubblicato. I rappresentanti sindacali della FILT CGIL e della FAISA CISAL, Francesco Pirrera e Andrea Gelo, intervengono per denunciare l'inezia da parte del Comune di Agrigento nella gestione del trasporto pubblico locale. Esprimiamo profonda preoccupazione, affermano i due sindacalisti, perché sebbene il contratto con l'attuale soggetto titolare del servizio scadrà il prossimo 31 luglio 2023, dopo un anno di proroga e nonostante l'obbligo normativo già noto al Comune di Agrigento di procedere a indire una gara a evidenza pubblica per il trasporto pubblico locale, nessun bando è stato ancora nemmeno definito né tantomeno pubblicato. Questa mancanza di azione da parte dell'amministrazione comunale ha favorito e continuerà a favorire il mantenimento di una condizione di monopolio di fatto, sebbene le diverse indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e dalla Corte dei Conti in mancanza di una procedura di affidamento regolare. La situazione appare ancora più grave, dichiarano i due sindacalisti, alla luce delle numerose denunce formulate dalle scriventi parti sindacali nell'interesse pubblico dei lavoratori e dei singoli utenti del servizio, che hanno più volte rivolto al Comune sollecitazioni per una rapida soluzione dell'impasse contrattuale. Perché è da ritenersi inaccettabile, continuano i due sindacalisti, che il servizio di trasporto pubblico locale continui a essere gestito dalla stessa società privata senza l'indizione regolare di una gara pubblica e peraltro con condizioni di servizio sicuramente non all'altezza delle aspettative di Agrigento e generalmente di una moderna città a vocazione turistica. Pertanto, concludono i due sindacalisti, sollecitiamo il Comune di Agrigento ad adottare una soluzione immediata e concreta al fine di indire una gara pubblica diretta all'affidamento della gestione del servizio. Chiediamo al Comune di dimostrare una maggiore responsabilità anche nei confronti dei cittadini e di adottare misure concrete per migliorare il trasporto pubblico locale in conformità con le indicazioni delle istituzioni competenti. Continueremo da parte nostra a monitorare attentamente la situazione e a agire per tutelare gli interessi dei lavoratori e dei cittadini di Agrigento. E stamani a Palermo commemorazione del vicequestore Boris Giuliano, ucciso dalla mafia il 21 luglio del 1979 davanti al bar Lux in via di Blasi con 7 colpi di pistola inferti. Sono passati 44 anni dall'omicidio del vicequestore Boris Giuliano, allora capo della squadra mobile di Palermo. Stamane la commemorazione in via Francesco Paolo di Blasi. Il funzionario di polizia fu vigliaccamente ucciso da Leoluca Bagarella, che gli sparò alle spalle mentre stava pagando il caffè appena consumato all'interno del bar Lux. Le sue indagini diedero il via all'operazione Pizza Connection, che misero in luce gli interessi di Cosa Nostra nel traffico dell'eroina e legami d'oltreoceano della mafia. Un grande ricordo che per me assume anche le connotazioni di un fatto personale, perché conoscevo direttamente e personalmente, anche molto giovane io in quel periodo, il vicequestore Boris Giuliano, del quale ho un ricordo nitido, distinto e per il quale evidentemente il rammarico per la sua perdita non è mai
troppo e non è mai sufficiente. Ucciso con un colpo alle spalle in maniera veramente vigliacca, un uomo che ha contribuito fortemente alla accelerazione di quella risposta dello Stato al violento attacco della mafia. Istituito ad Agrigento dall'Associazione Strada degli Scrittori, diretta dal giornalista Felice Cavallaro, il premio Purgatori, recentemente scomparso, che ha partecipato come docente al Master di Scrittura. Anche quest'anno era prevista una sua partecipazione con una serata da realizzare in vista del Master sulle parole della musica, il servizio. Nasce il premio Purgatori ad Agrigento, la città capitale della cultura 2025. Una scelta della Strada degli Scrittori in vista del Master di Scrittura in programma con Treccani dal 27 agosto al 3 settembre, condivisa anche da Coop Cultura. Ai partecipanti sarà chiesto dalla cooperativa che si occupa di servizi e accoglienza nei musei, nelle aree archeologiche, di concorrere per realizzare una sceneggiatura, uno spettacolo che valorizzi il patrimonio culturale della Valle dei Templi, il tutto come è stato deciso nel triste giorno in memoria di Andrea Purgatori, che è stato anche docente del Master. Chi l'ha visto fino a poche sere fa analizzare in TV i guasti della guerra, gli orrori della mafia, i drammi di un'epoca contraddittoria come la nostra, rimane addolorato e incredulo alla notizia della scomparsa di Andrea Purgatori, come lo siamo noi amici della Strada degli Scrittori, annunciando in questo triste giorno l'encomiabile decisione di Coop Cultura di istituire per i partecipanti al nostro Master un premio Purgatori. Questo quanto affermato dal fondatore dell'Associazione Strada degli Scrittori, giornalista Felice Cavallaro. Proprio in vista del prossimo Master in programma ad Agrigento dal 27 agosto al 3 settembre, la Coop Cultura, da sempre vicina alla Strada degli Scrittori, ci aveva proposto di promuovere un premio da destinare ai partecipanti, uno sforzo aggiuntivo che si occupa di servizi aggiuntivi della cooperativa di accoglienza nella Valle dei Templi, nei musei, in tanti altri siti archeologici, compreso il Colosseo, un impegno da realizzare anche in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Infatti è volontà della cooperativa di creare una nuova originale produzione legata al ruolo di Agrigento Capitale della Cultura, un premio per la sceneggiatura, uno per lo spettacolo che valorizzi il patrimonio culturale attraverso linguaggi differenti e comprensibili a un vasto pubblico. Sarà, conclude Cavallaro, un modo per esaltare il ruolo di un cronista che ci mancherà e che resterà legato al premio Purgatori. Festa delle eccellenze italiane in Europa, organizzato dalla Fondazione Italiani in Europa, giunta alla quinta edizione, organizzata dal professore Giuseppe Annone a Favara. Diverse le novità introdotte quest'anno. Anche quest'anno la Fondazione Italiani in Europa, in occasione della quinta edizione della Festa delle eccellenze italiane in Europa, dedicato agli italiani all'estero, ha organizzato delle giornate all'interno della ritrovata festa di San Giuseppe. In particolare le date saranno il 19 agosto e il 26 agosto. A comunicarlo il professore Giuseppe Arnone. Il 19 agosto, oltre alle consuete attività di accoglienza degli emigrati, organizzerà una minestra in onore del santo, condivisa con tutti i cittadini di Favara e centinaia di emigrati di Favara e dei paesi limitrofi. La minestra sarà l'occasione di fare rivivere il rito della tradizione e del gusto. Nella serata sul palco si esibiranno gli artisti Simon e Massimo Ferrari. Nel corso della serata seguiranno inoltre delle premiazioni per le persone che si sono distinte all'estero. Il 26 agosto invece ci sarà un convegno sulla rete consolare e i servizi degli italiani all'estero con la consulta regionale dell'emigrazione, il Made in Italy. Interverranno gli assessori regionali, il presidente del Comites Romania, il console italiano di Cluino Poca, che durante la serata sarà anche premiato per il ruolo di collegamento che ha avuto con gli italiani della Transilvania. Nella giornata infine dell'8 agosto ricorderemo le vittime del disastro minerario di Marcinelli in Belgio, deponendo dei fiori al cimitero di Piano Traversa alla presenza delle autorità civili e militari e della locale sezione degli Zolfatai. È tutto pronto per il premio Russiello che si svolgerà domani a Realmonte. In merito abbiamo sentito Pascal Schembri, organizzatore e ideatore della stessa manifestazione.
Pascal Schembri, sabato 22 luglio a Villa Romana si svolgerà la seconda edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. È tutto pronto per la cerimonia di consegna dei premi? Sì, è tutto pronto. Sabato sera a partire dalle 18 incomincerà la seconda edizione del premio letterario Dina Russiello Scala dei Turchi. Quest'anno abbiamo diversi scrittori emergenti, scrittori affermati e dopo dei premi speciali. Quindi la serata si svolgerà in due tempi. La prima parte sarà condotta dal grande giornalista Margherita Trupiano, che presenterà tutti i premi letterari, e la seconda parte dalla conduttrice televisiva di Rai 1, Vira Carbone, che attualmente è da 10 anni ha una trasmissione televisiva, Buongiorno Benessere, ogni sabato mattina. Quindi ci saranno diverse personalità che verranno, dopo ci saranno anche tutte le autorità militari e non solo, naturalmente la sindaca di Realmonte, il presidente del Consiglio Felice Vaccaro, ci sarà anche l'architetto Roberto Sciaratta. Comunque ci saranno diverse personalità e quindi noi abbiamo fatto del tutto per far riuscire questa serata in questa magnifica location alla Villa Romana nei migliori dei modi, e alla fine festeggeremo con un buffet. Quindi vi aspetto sabato a partire dalle ore 18 alla Villa Romana. Passiamo la linea ora alla regia per gli spot pubblicitari. E sbarca a Messina il concerto organizzato da RDS per la seconda edizione di RDS Summer Festival. Le ordinanze che emettiamo come amministrazione, che emette il sindaco, sono il frutto di una condivisione, di una collaborazione, di un confronto con tutte le forze di polizia, con la prefettura, proprio perché un evento ovviamente comporta la necessità di confrontarsi per una questione anche di ordine e sicurezza pubblica, quindi non è solo l'evento fine a se stesso, ma vanno coordinate una serie di attività affinché poi tutto proceda per il meglio e sia, per carità, tutto perfettibile, ma diciamo che si studiano tutte le potenziali criticità e quindi da lì poi escono le ordinanze che vanno ovviamente immediatamente pubblicizzate, infatti sono già sulla piattaforma, sono già state divulgate in maniera tale che giustamente anche i residenti che avranno qualche criticità, qualche restrizione, abbiano conoscenza di come si evolveranno poi queste due giornate. Attesi in 5.000 a Capo Peloro, almeno questo è un dato ufficiale. Sì, non potranno essere di più. Attesi, allora, l'area è limitata a 5.000, è una scelta che abbiamo fatto noi come amministrazione proprio per gestire anche la commissione interna, perché comunque essendo anche per noi un test, perché come sapete quest'area viene diciamo, da un percorso che si è sviluppato con l'amministrazione precedente e quindi finalmente hanno avuto la capacità, la bravura e bisogna dare merito di aver distrutto diciamo, quell'ecomostro che c'era là. Quindi noi ci siamo trovati un'area invidiabile che potenzialmente poteva essere spesa per questi eventi. È un test sperimentale, ci stiamo rendendo conto pure della capacità attrattiva e della capacità che può avere e quali possono essere le criticità, perché ovviamente ce ne sono state, ce ne saranno e ne stiamo affrontando alcune, per cui anche là capire la capacità e la tipologia di eventi che potrebbero essere fatti. È uno scotto che dobbiamo pagare noi come amministrazione e anche i residenti nel senso più bello, perché tutto questo lo stiamo facendo non per un vezzo personale, ma proprio per migliorare la città, la vivibilità e per portare sempre più in alto il nome della nostra città. La comunità diocesana, nell'ambito dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Venera, patrona della città e diocesi di Acireale, i quali avranno il culmine martedì 25 e mercoledì 26 luglio, accoglierà il Sacro Velo di Sant'Agata, patrona della città e dell'Arcidiocesi di Catania. L'evento, che si svolge nel 150° anniversario di vita ecclesiale diocesana Acese, avrà luogo domenica 23 luglio dalle ore 19.
Al via la seconda festa di Santa Venera, il velo di Sant'Agata nella città di Acireale. La comunità diocesana, nell'ambito dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Venera, patrona della città e della diocesi di Acireale, i quali avranno il culmine il prossimo martedì 25 e mercoledì 26 luglio, accoglierà il Sacro Velo di Sant'Agata, patrona della città e dell'arcidiocesi di Catania. L'evento, che si svolge in occasione del 150° anniversario della vita ecclesiale diocesana a Cesi, avrà luogo domenica 23 luglio alle ore 19. La Deputazione della Reale Cappella, organo di nomina sindacale e in piena sinergia con l'autorità ecclesiastica, propone quest'anno un evento di singolare importanza, la visita delle reliquie della martire Agata nella città di Acireale. Questo evento viene proposto anche in occasione del 150° dell'istituzione della diocesi di Acireale, per far sì che le due chiese sorelle si ritrovano a condividere con la celebrazione momenti di pura fede e di pura condivisione. A Sant'Agata di Militello l'opposizione chiede un consiglio comunale aperto contro la prevista convenzione con l'ospedale Giglio. Con un comunicato stampa i consiglieri comunali di opposizione di Sant'Agata Militello chiedono un consiglio comunale aperto sull'ospedale Sant'Agatese. La richiesta arriva dopo che il sindaco Mancuso ha indetto una conferenza stampa per presentare la convenzione con l'ospedale Giglio. Per i consiglieri Paolo Starbaggi, Francesca Lascia, Giuseppe Ortoleva, Lina Caruso, Giuseppe Puleo, il primo cittadino ha di fatto rinunciato ad un finanziamento di 27 milioni di euro per la realizzazione di un ospedale con 150 posti letto in contrada Cuccubello. Nella recente campagna elettorale Mancuso, scrive l'opposizione, si è guardato bene dal manifestare la volontà di avallare la convenzione con il Giglio. Non ha parlato di ospedale, che invece il candidato avvocato Paolo Starbaggi ha posto come primo punto del programma, prendendo l'impegno di rilanciarlo, invertendo la tendenza negativa, e ha condizionato al raggiungimento di tale obiettivo la permanenza nella carica per il caso in cui fosse stato eletto. Dovrebbe fare riflettere il fatto che, continua la nota dei consiglieri di minoranza, la prima uscita pubblica di Mancuso dopo le elezioni sia quella dell'annuncio della consegna alla Fondazione Giglio del nostro ospedale. Tale epilogo infausto, inaccettabile, pregiudizievole, viene presentato quale unica soluzione possibile per migliorare le condizioni dell'ospedale e garantire la salute dei cittadini. In realtà, se non viene bloccato il percorso intrapreso, continua l'opposizione, perderemo per sempre la possibilità che la sanità pubblica nei Nebrodi possa continuare ad essere garantita, e potranno curarsi solo coloro che hanno i soldi per fare fronte agli esosi costi del privato. La convenzione sembra assolutamente insufficiente, priva di obblighi concreti per il privato, e l'iter seguito, privo di qualsiasi istruttoria ed evidenza pubblica necessaria per mettere i privati interessati in concorrenza e reperire offerte più vantaggiose di maggiore garanzia per l'interesse pubblico e la salute dei cittadini. Noi, prosegue il documento a firma dei consiglieri Starbaggi, Alascia, Ortoleva, Caruso e Puleo, ci siamo stati e ci saremo ancora a difesa dell'ospedale di Sant'Agata, senza sconti per nessuno. Metteremo in campo tutte le nostre energie e la nostra competenza, il ruolo di consiglieri di minoranza, ma soprattutto di cittadini che hanno senso civico e rispetto per il diritto alla salute, che rischia di essere per sempre negato in questo nostro bellissimo ma tormentato territorio. Chiederemo subito un consiglio comunale aperto, nella speranza che la richiesta abbia migliore sorte rispetto allo scorso mandato amministrativo, in cui è stato vilipeso il diritto di 7 consiglieri comunali che avevano chiesto una seduta pubblica del Consiglio proprio sull'ospedale. Nel caso in cui non sarà immediatamente convocato un Consiglio comunale aperto, concludono i 5 consiglieri di opposizione, avvieremo già a partire dalla prossima settimana ogni iniziativa di mobilitazione e contrasto della Convenzione con il Giglio, allo scopo di impedire che venga portato a compimento il disegno in corso di definizione di svendere ai privati l'ospedale di Sant'Agata con modalità e condizioni che appaiono non in linea con le norme di legge, con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, e mettono a serio rischio la salute dei cittadini dei Nebrodi, tutelata e garantita dall'articolo 32 della Costituzione. Passiamo ora allo sport. L'atleta agrigentina Giusy Parolino vince la medaglia d'oro ai campionati di società di atletica leggera Il Servizio.
L'atleta agrigentino Giusy Parolino vince la medaglia d'oro ai campionati italiani di società con un punteggio di 100 punti su 100 nel lancio del giavellotto femminile. Si sono disputati a Salerno dal 15 al 16 luglio i campionati italiani CDS di atletica leggera che hanno assegnato gli scudetti over 35 per il 2023. Alle 24 società finaliste maschili e femminili vincono lo scudetto per le donne la Liberamente Roma con 1228 punti, al maschile l'Atletica Trieste con 1274 punti. Ottimi piazzamenti ottenuti dalle 3 società siciliane presenti che addirittura chiudono nella top 10 italiana e sono la Sicilia Running Team al suo esordio, che tra gli uomini centra un esaltante 8° posto, la SD Milone Siracusa femminile che chiude al 10° posto. In campo maschile è buona la prova anche della Running Modica che si classifica 19esima. L'atleta agrigentino Giusy Parolino fa volare il giavellotto a 1,28,85 m ottenendo così 100 punti su 100 che le fanno conquistare l'ennesima medaglia d'oro nazionale. Da sottolineare che Giusy Parolino durante la competizione del lancio del giavellotto ha fatto registrare non soltanto la misura più lunga di tutte le atlete in gara, ma stravince con 859 punti e con un distacco di 174 punti dalla seconda classificata che arriva a 685 punti. Gara di alto livello agonistico anche quella del lancio del peso, in cui la campionessa Giusy ha disputato la finale, scagliando l'attrezzo a 1,920 m che le permettono di ottenere 93 punti su 100 e di classificarsi ottava con 890 punti. E questo è tutto per oggi. TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona serata.